Presidente Federica, alleanza strategica per la promozione dell'intero litorale alto Adriatico con Veneto ed Emilia Romagna e soprattutto sul mercato tedesco è un primo passo, ma che credo rappresenta anche un messaggio verso così alcuni mondi che ci davano un po' tagliati fuori. Sì, beh, intanto noi abbiamo una capacità attrattiva, penso, enorme. Noi non offriamo soltanto mare e spiagge, ma offriamo città turistiche. Pensiamo da Trieste a Venezia, a Udine, ma Grado, stessa città di mare, ma con una attrattività culturale enorme. Offriamo esperienze enogastronomiche di altissimo livello, offriamo tutto quel turismo slow che adesso sta andando moltissimo ed è un grande fattore di attrattività, soprattutto in un periodo Covid. Un periodo Covid che ci vede oltretutto non soltanto avere delle località bellissime, ma anche sicure. E questo è il nostro valore aggiunto. In un periodo nel quale le persone stanno attente a dove vanno, anche dal punto di vista del termine della sicurezza sanitaria, noi possiamo offrire un territorio sicuro, preparato per affrontare anche le emergenze, perché le abbiamo affrontate con successo, e quindi mi auguro che anche il turista straniero scelga il Friuli Venezia Giulia e tutta la costa del nord Adriatico come meta, perché qui può trovare sicuramente un posto per passare lui e la sua famiglia dei giorni di vacanza sicuri e belli. Avrà visto la polemica di alcuni sindaci della Locride che invitano ad andare appunto in Calabria in vacanza ad evitare il nord perché insomma ci sarebbero troppi assembramenti. Io penso che la Calabria sia una terra bellissima, che può attrarre moltissimo turismo, basta parlare bene di se stessi perché ha tutte le potenzialità per farlo. E penso che la promozione turistica la si faccia parlando bene di se stessi, non male degli altri. Ed è quello che dobbiamo fare. La Calabria, ribadisco, penso che abbia, dal punto di vista naturalistico, abbia delle località uniche al mondo. Parlino di quelli, raccontano quelli, facciano vedere quelle bellissime località, ma non parlino male degli altri, perché penso che non porti fortuna a nessuno e soprattutto non attragga turismo. Anche dal punto di vista del marketing non mi sembra un'idea vincente. Assessore Bini, promozione congiunta con Veneto ed Emilia Romagna del litorale alto Adriatico, oggi si lancia anche il nuovo portale di Promoturismo, che stagione ci attendiamo? Beh, una stagione difficile perché i numeri saranno difficili rispetto all'anno precedente, però insomma una regione, il Friuli Venezia Giulia, quello che noi possiamo assolutamente dire è una regione sicura, bella, emozionante, in grado di ospitare in tranquillità i potenziali turisti. Insomma, quella di oggi è una giornata molto positiva perché da una parte i 3 governatori hanno promosso questo nuovo progetto di marketing tra le 3 regioni verso il mercato tedesco, dall'altra parte noi abbiamo promosso quello che è il marketing di promozione per la costa del Friuli Venezia Giulia. A me piace molto il cambio di passo che c'è stato in questi ultimi 2 anni tra i vari operatori, tra i vari concessionari. Si è finalmente incominciato a lavorare assieme a costruire il futuro della nostra regione da un punto di vista turistico, da un punto di vista dell'attrattività, da un punto di vista commerciale. Conferenza stampa l'abbiamo vista molto arrabbiato nei confronti del post del vice sindaco di Grado, che invita in poche parole a non seguire le linee guida consigliate da Promoturismo. Ma sì, arrabbiatissimo, deluso, cioè è inimmaginabile che un amministratore pubblico di fronte a una pandemia che non è stata ancora sconfitta, quindi l'attenzione deve essere ancora massima, inviti a disattendere quelle che sono le linee guida di sicurezza che Promoturismo promuove. Siamo davvero alla follia, sono davvero dispiaciuto e amareggiato.